Per la Ailex alle porte un periodo di transizione, possibile nel 2019 la cassa integrazione in attesa delle nuove commesse per le quali l'azienda si è subito mossa dopo la fine del concordato. Il fenomeno dello spaccio di droga nel Tigullio è costante, carabinieri preoccupati dal ritorno dell'eroina. Il comandante della compagnia di Chiavari invita a non sottovalutare il problema. Spettacolare rimozione della prima barca spiaggiata sulla passeggiata a mare di Rapallo dopo la mareggiata di fine ottobre. Le operazioni proseguiranno anche domani, in serata il trasferimento via terra dei natanti. Tra tradizione e attualità, l'arte del campanaro continua ad appassionare. ANE, il raduno diocesano dell'associazione che raggruppa quasi 50 appartenenti da tutta la Liguria. Colletta alimentare donati 16,7 milioni di pasti ai più poveri. Più di 5 milioni di persone hanno partecipato all'iniziativa di sabato scorso. Nel Levante Ligure raccolti alimenti per 43 tonnellate. Lavagna, l'attesa del Natale inizia con le luci, l'allegria dei bambini e la solidarietà. Consegnato il ricavato della cena sotto il porticato Brignardello ad Anfas Tigullio Est e all'Oratorio della Trinità. Conclusa la prima manche del campionato invernale di vela del Tigullio, soddisfatti gli organizzatori, 40 le imbarcazioni iscritte, 6 le regate disputate. L'appuntamento adesso è per gennaio 2019. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. I temi del lavoro. In apertura del nostro telegiornale si preannuncia un momento di transizione difficile per la Ailex di Chiavari, con la probabilità di un periodo di cassa integrazione per i lavoratori, quasi 300 attualmente impiegati nello stabilimento di San Pier di Canne. Anche se sul lungo periodo le prospettive occupazionali e di lavoro sono positive e l'onda lunga del concordato fallimentare, durante il quale l'azienda non ha potuto reperire nuove commesse, a preoccupare i sindacati che nei giorni scorsi hanno incontrato i vertici aziendali e oggi i dipendenti in assemblea. Sentiamo. In attesa dell'arrivo delle nuove commesse c'è da affrontare un periodo di transizione che non è legato all'attuale proprietà ma arriva dal concordato fallimentare. Come verrà affrontato? L'azienda che intenzioni ha? Beh, è evidente che sarà un periodo piuttosto lungo e difficile che dovremo affrontare insieme ai lavoratori con l'utilizzo anche probabilmente degli ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione. È chiaro però che questo non dipende dall'attuale dirigenza, dall'attuale multinazionale che ha assorbito l'Ames, ma dagli errori che sono stati fatti in passato. L'azienda adesso è molto più forte, ha capacità di investimento e quindi con delle linee di azione di prospettiva noi pensiamo di poter superare bene un momento che dovremo affrontare difficile, superarlo con l'acquisizione di nuove commesse per ripartire nel 2020 con delle condizioni di mercato che possono rilanciare e far capire veramente bene che l'Ailex è un'eccellenza del nostro territorio e del panorama italiano. Che contatti ha avviato l'azienda? Ma allora, ha avviato contatti ovviamente con Fiat, perché ovviamente Fiat essendo sul territorio, noi essendo sul territorio, cioè italiano, è sicuramente la partner più accreditata. Poi ci hanno parlato ad esempio di Dyson che è vero che fa aspirapolvere, ma sembra che sia buttato con un investimento massiccio, si parla di circa 2 miliardi di sterline sullo sviluppo di 2 macchine che andranno in produzione appunto, come dicevo, tra parecchio, però anche lì siamo un'acquisizione già fatta. E poi hanno contatti con Peugeot che adesso ha acquisito Opel, cioè contatti ne hanno tanto, corda sul fuoco ce n'è tanta, vediamo poi cosa si concretizzerà. La cronaca adesso, torniamo sugli arresti per spaccio effettuati ieri dai carabinieri di Chiavari. È preoccupante il coinvolgimento di tanti giovani anche fra i clienti delle persone finite in manette. È l'occasione per riflettere sulla circolazione delle sostanze stupefacenti nel Tigullio. Il comandante della compagnia chiavarese esprime preoccupazione per il ritorno dell'eroina. Sentiamo.
Qual è la situazione legata allo spaccio di droga sul territorio? I dati statistici che noi abbiamo acquisito nel corso del tempo dimostrano che comunque lo spaccio di stupefacenti, siano esse droghe leggere, siano esse droghe pesanti, comunque è un fenomeno costante. E l'utilizzo di alcune droghe che cosa la preoccupa di più? Da quando io sono arrivato qui a Chiavari, il nucleo operativo radiomobile della compagnia di Chiavari ha effettuato degli arresti in flagranza a carico di spacciatori di eroina. È chiaro che constatare un ritorno dell'eroina sulla piazza e quindi ipotizzare un ritorno agli anni 70-80 in cui l'eroina purtroppo mieteva vittime, la cosa è abbastanza preoccupante, anche perché come ben sappiamo insomma, il costo dell'eroina è nettamente inferiore rispetto al costo di altre droghe pesanti come ad esempio la cocaina, e quindi alcune fasce di consumatori potrebbero essere invogliate a consumare l'eroina al posto della cocaina. Questo sicuramente è un segnale preoccupante, ma il pericolo delle droghe leggere è anche nascosto nel mercato della droga stessa, cioè nel senso che essendo comunque un'attività illecita porta anche poi a soluzioni violente delle controversie, porta a indebitamento, porta a reati contro il patrimonio per procurarsi soldi. Comunque ci sono una serie di criticità collaterali nel consumo degli stupefacenti che non vanno sicuramente trascurate. Quanto è importante dunque che i genitori vigilino sui propri figli? Secondo me è fondamentale, cioè come tutte le cose, secondo me il ruolo della famiglia nell'educazione, quindi nella crescita dei futuri uomini e delle future donne di questo paese, insomma il ruolo della famiglia è fondamentale. Se noi siamo aiutati da un controllo familiare, chiaramente anche l'azione eventualmente repressiva nei confronti degli spacciatori può essere più incisiva. L'appello può essere proprio quello di non dare per scontato nessun segnale e rivolgersi all'arma. La filosofia che guida la nostra azione quotidiana, come ben sapete, è quella di stare tra la gente, di essere al servizio del cittadino, e proprio questa indagine dimostra che quando il cittadino si rivolge ai carabinieri l'appello non cade nel vuoto. E il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità questo pomeriggio un ordine del giorno presentato dal consigliere Claudio Muzzo e finalizzato a garantire il mantenimento a Chiavari del posto di polizia ferroviaria. La preoccupazione circa la possibile chiusura di questo presidio si era sviluppata nel corso del 2017 dopo la presentazione dei piani di riorganizzazione e razionalizzazione della presenza dei corpi di polizia sul territorio. E il Consiglio regionale ha approvato anche la costituzione di Aliseo, l'agenzia ligure per lo studente e l'orientamento. La nuova realtà, spiega l'assessore regionale Ilaria Cavo, nasce per dare una risposta funzionale e immediata a tutta l'area del diritto allo studio, per garantire servizi e risposte a tutti gli studenti che hanno diritto a borse di studio, residenze universitarie efficienti, risposte mirate di orientamento per il loro futuro. Questa mattina a Rapallo, voltiamo pagina, in piazza 4 novembre è stata spostata la prima delle imbarcazioni spiaggiate dopo la mareggiata di fine ottobre. Il trasferimento via terra di tutti i natanti rimossi inizierà domani sera. Sentiamo. Si è conclusa positivamente il recupero del primo dei natanti arenati davanti all'hotel Rosa Bianca a Rapallo, spiaggiati dalla mareggiata di fine ottobre. Intanto tecnicamente come sono state condotte queste operazioni? Tecnicamente abbiamo, come avete visto, una ditta incaricata da parte dell'armatore dell'unità, in questo caso parliamo dell'Elsi, l'unità da diporto che è stata appena posizionata sopra appunto il semirimorchio. È un'attività molto complessa, come avete visto, ha previsto una fase preliminare di preparazione, soprattutto dovuta alla necessità di eliminare il carburante presente a bordo, perché nella realizzazione di queste attività di recupero è sempre fondamentale tenere in debita considerazione l'aspetto prettamente ambientale. Quindi, siccome c'è la possibilità che durante la rimozione dello stesso ci siano dei danni, delle lesioni alle casse che contengono il carburante, un'operazione preliminare è quella della rimozione del carburante presente a bordo. Dopodiché, come avete visto, è stata imbragata con delle apposite fasce e con grande attenzione è stato possibile far sì che anche in spazi piuttosto ristretti l'unità potesse essere poi adagiata in sicurezza a bordo del semirimorchio. E ora si sposterà qua in un'area sempre all'interno dell'area operativa appositamente individuata per poi essere trasferita via terra per la destinazione finale, insomma. E il trasferimento avverrà in orario notturno?
Presumibilmente sì, in questo momento però la priorità è quella di procedere con l'ulteriore rimozione delle altre 2 unità presenti qui nella stessa zona, e dopodiché ci sarà un'attività successiva che è quella di coordinamento con la competente prefettura e polizia stradale, perché si tratta appunto di trasporti eccezionali e quindi devono essere giustamente seguite le procedure previste dal dispositivo ad hoc creato per questo tipo di attività. Quindi prima la rimozione di 3 imbarcazioni e successivamente il trasporto. Esatto. Quindi non dovrebbe succedere già stanotte, ma presumibilmente domani a questo punto. Esatto. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni che vengono impartite per il trasporto su strada, perché poi come vedete è un'operazione complessa, no? Abbiamo mare, terra, nel senso che abbiamo prima la bonifica del relitto, il posizionamento sul mezzo che poi provvederà al trasporto e poi il trasporto via terra, e quindi anche questo tipo di trasporto deve essere effettuato in sicurezza. E le imprese che stanno operando sulle somme urgenze per la ricostruzione dei litorali di Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo potranno usufruire della colmata a mare di Chiavari come luogo dove accatastare, depositare e caricare su natante il materiale necessario agli interventi. L'autorizzazione all'occupazione temporanea dell'area demaniale marittima è arrivata dal comune di Chiavari. Vista la difficoltà a raggiungere via terra le zone colpite dagli eventi calamitosi dello scorso 29 ottobre, il sindaco di Capo ha dato il proprio consenso all'occupazione di breve durata su un'area di circa 200 metri quadrati della colmata, indispensabile per il carico e lo scarico degli autocarri dei massi naturali di cava. Sino al 31 marzo 2019, salvo condizioni meteo avverse, la porzione di colmata a mare sarà a disposizione della società Cave di Frisolina. E Consiglio Comunale questa sera a Santa Margherita Ligure a partire dalle 21, 2 le mozioni della minoranza in riferimento alla mareggiata di ottobre. La prima legata alla possibilità di destinare una parte dell'incasso dell'imposta di soggiorno per ricostruire le zone devastate. La seconda impegna la Giunta a favorire interventi di sostegno alle categorie colpite. E venerdì 30 novembre invece si riunisce il Consiglio Comunale di Portofino, l'inizio è alle 18. Tra i punti all'ordine del giorno anche in questo caso la gestione dell'emergenza per gli eventi alluvionali di fine ottobre. Voltiamo pagina, secondo tradizione i campanari liguri concludono la stagione di attività con un momento comune che ogni anno si svolge in una località diversa. Quest'anno è stata scelta la parrocchia di Santa Maria Anè, in coincidenza con la giornata del ringraziamento di Coldiretti. Al termine della celebrazione eucaristica i partecipanti si sono radunati sul piazzale concedendo anche qualche rintocco di campana. Sentiamo. Nasce la tua passione per questo? Io ho iniziato quasi un anno fa più o meno e appassionandomi subito perché mi avevano già spiegato delle campane, io abito a Chiama e quindi avevo già un po' addocchiato le campane. Poi quando ho iniziato veramente a appassionarmi sono andato, ci hanno fatto delle lezioni e ci hanno insegnato bene come suonare le prime canzoni più facili, diciamo. E come si coltiva la passione per fare il campanare? La passione si coltiva, avevo 7 zii che suonavano le campane, adesso purtroppo sono passato a miglior vita e sono rimasto solo, fino a che il Signore mi darà la salute e cercherò di andare a suonare le campane. Da quanto tempo lei suona le campane? Che suono le campane sarà 60 anni. Mi è rimasta la passione. Io faccio parte della società dei campanari liguri e sono contento di partecipare, è un merito e sono stato anche campanaro al mio paese e continuo sempre a farlo. Ho aggiustato le campane, ho tirato su le campane nuove. Se lei dovesse definire un tratto che unisce tutti, qual è? Beh, la passione per, si può dire anche la musica, anche se tanti musica non ne capiamo niente, però a orecchio riusciamo a esprimere questa nostra arte. È proprio frutto di una passione che è interiore. Io mi ricordo quando ero bambino che ero sempre con la massima attenzione verso i campanili, poi piano piano ho iniziato a suonare.
Telepace di Verona compie oggi 41 anni. Questa sera alle 20 il vescovo di Verona, Monsignor Giuseppe Zenti, celebra una santa messa di ringraziamento nella cattedrale della città. Momento questo che Telepace Chiavari trasmetterà in diretta su Telepace 2 al canale 85. La cronaca, una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata 4 minuti dopo la mezzanotte tra le province di Piacenza e Genova, notizia che andiamo a leggere sul nostro sito teleradiopace.com. Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro a 2 km da Ferriere, siamo nella provincia di Piacenza, e 12 da Santo Stefano d'Aveto. Non si segnalano danni a persone e cose. E un incidente stradale è avvenuto questa notte fra Santa Margherita Ligure e Rapallo lungo la via Pagana. Un'auto si è ribaltata, a bordo 2 uomini rimasti entrambi feriti. Il più grave è stato portato all'ospedale San Martino di Genova con trauma cranico. Il secondo invece è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna con una sospetta frattura. L'incidente è avvenuto all'altezza dell'hotel Excelsior. L'auto fortunatamente non ha coinvolto altri veicoli ma è andata a sbattere contro il muro. Sul posto per i soccorsi l'automedica del 118, le ambulanze della Croce Rossa di Santa Margherita Ligure e quella dei volontari del soccorso di Sant'Anna di Rapallo. 5 milioni di persone hanno partecipato sabato scorso alla 22esima giornata della colletta alimentare promossa dal banco in 13.000 supermercati italiani. Aiutate dai 150.000 volontari in campo, hanno fatto la spesa donandone una parte per i più poveri. Così è stato raccolto l'equivalente di 16,7 milioni di pasti, con una crescita dell'1,8% rispetto allo scorso anno, che saranno distribuiti nelle oltre 8.000 strutture caritative italiane. Ottimi i risultati anche per la nostra regione. In Liguria sono state raccolte 275 tonnellate di alimenti, ovvero un 4% in più rispetto all'anno precedente. Nel Levante sono state raccolte 43 tonnellate. E Lavagna, ci spostiamo adesso a Lavagna, si appresta a vivere l'attesa del Natale. Sabato si sono accese le luminarie e si è dato avvio al calendario delle manifestazioni organizzate dal CIV. Non è mancato anche lo spazio per la solidarietà, con la consegna del ricavato della cena estiva sotto il porticato Brignardello a 2 realtà del territorio. Festa anche con i bimbi per la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia. Vediamo. La banda musicale della città ad aprire il corteo dei bambini con le luci natalizie che si accendevano al loro passaggio. Così Lavagna ha dato inizio ufficialmente al periodo natalizio, che da qui fino al 25 dicembre e oltre sarà caratterizzato da un ricco cartellone di iniziative pensate per i grandi e i più piccini. Un avvio che è coinciso con la festa dei diritti dell'infanzia, ma anche con la solidarietà. All'Auditorium Campodonico, infatti, i commercianti del CIV hanno consegnato il ricavato della cena di beneficenza svoltasi sotto il porticato Brignardello alle 2 realtà che quest'anno si è scelto di sostenere, l'Anfas Tigullio Est e l'Oratorio della Trinità per il restauro del suo crocifisso. Abbiamo donato ad ogni realtà 2.100 euro, che è per noi è già una bella cifra, considerando che tutto quello che viene ricavato dalla cena, gran parte di quello che viene usato durante la cena viene donato dai commercianti e delle attività gastronomiche, in parte viene acquistato, però diciamo che quindi riusciamo a ricavarne una buona cifra che può essere un bel pensiero per queste realtà. Un impegno, quello dei commercianti del centro storico di Lavagna, che si è fatto concreto anche nel cercare di rivitalizzare il tessuto sociale e produttivo della città. Le luminarie sono sostenute interamente dai commercianti di Lavagna e diciamo che è proprio una bellissima occasione dare inizio al periodo natalizio con la giornata per i diritti dei bambini. Ci sembra una cosa anche così particolarmente significativa nel mese di dicembre. Tanti gli appuntamenti in calendario in attesa del 25 di dicembre, giornata clou Lotto che riserverà tantissime iniziative. Sabato 8 è dedicato soprattutto all'inaugurazione di tutti i presepi della città di Lavagna. Ricordiamo l'ormai conosciutissimo presepe del Brunzim, cioè presepe della Croce Rossa, ce ne sono diversissimi, per cui invitiamo tutti a visitare la città di Lavagna per poter vedere i presepe, che è poi la realtà più importante per il mese di dicembre.
E torna il mercatino di Natale del riuso per la parrocchia di Ribasso a Chiavari, giunto quest'anno alla 28ª edizione. Sabato e domenica 1 e 2 dicembre dalle 9 alle 19, domenica 9 e domenica 16 dalle 9 alle 12 nei locali sotto la chiesa di San Giuseppe. I volontari allestiranno le bancarelle dove saranno messi in vendita oggetti di vario tipo, tante idee e prodotti di artigianato che possono essere acquistati come regali di Natale. Il ricavato dell'iniziativa sarà destinato a sostenere le famiglie della parrocchia in difficoltà economica. I pomeriggi di sabato 1 e domenica 2 dicembre, poi a partire dalle 15 sul piazzale della chiesa verranno distribuite le frittelle cucinate dai volontari del Comitato Festa in Piazza. E in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, il Comune di Rapallo ha organizzato la consegna delle pigotte Unicef ai nuovi nati e rappallesi. L'evento si è svolto nella sala consiliare del municipio di Piazza delle Nazioni. Siamo andati a vedere. In ogni sacchettino che riceveranno i genitori, in cui c'è la pigotta che è il simbolo dell'Unicef, ci saranno tutti gli articoli di questa convenzione, quindi con i diritti alla nascita, alla salute, allo studio, al gioco, allo sport, tutti i diritti che vengono quotidianamente praticamente disattesi nel mondo, ma ahimè anche nella nostra Italia, quindi non siamo da terzo mondo, ma sono diritti che spesse volte vengono calpestati e quindi l'Unicef si batte perché questi diritti abbiano un valore e un significato. Rapallo tra l'altro ha un primato rispetto ai comuni liguri che hanno aderito a questa manifestazione. Sì, perché è il comune con la maggior natalità che ha aderito a questa iniziativa delle consegne delle pigotte. Tra l'altro con una visione un po' più ampia, praticamente c'è una denatalità costante, ultimamente si è proprio confermato che c'è la maggior denatalità dal Regno d'Italia, diciamo, e invece Rapallo è adesso un po' in controtendenza, perché negli ultimi 10 anni praticamente c'è una natalità del 20%. Rapallo è in controtendenza e questo è un buon auspicio, e direi che il fatto che consegniamo le pigotte, se vogliamo dare un significato simbolico ma pregnante a questi bambini che sono all'alba della vita, e anche Rapallo speriamo che abbia una nuova alba dopo queste emergenze. E anche quest'anno si è rinnovato l'impegno e la solidarietà dell'Associazione Volontari di Protezione Civile di Rapallo nei confronti dell'azienda agricola di Amatrice DAM, gestita dalla famiglia Girolami. Questa azienda era stata già oggetto di 2 visite effettuate nel 2017, anno in cui le avversità meteorologiche avevano provocato notevoli difficoltà nell'approvvigionamento di foraggio per affrontare la stagione invernale. Il 2018 invece si è rivelato un anno proficuo dal punto di vista agricolo, consentendo un buon raccolto di mais e di fienagione destinati al nutrimento delle oltre 100 vacche da latte che l'azienda ha in produzione. Grazie all'impegno e alla sensibilità di altre associazioni che si sono unite alla campagna di raccolta fondi, si è raggiunto l'obiettivo di acquistare una mini pala meccanica. I volontari dell'associazione l'hanno consegnata nei giorni scorsi, constatando che finalmente ci sono segni evidenti di una ricostruzione tanto attesa quanto necessaria. E vediamo proprio il Bobcat che è stato consegnato a questa azienda agricola. L'associazione Mosaico di Chiavari organizza l'11ª edizione del primo biennale d'arte Aurelio Galeppini, fumettista vissuto a Chiavari per oltre 40 anni e indimenticabile autore di Tex. L'iniziativa è promossa in collaborazione con il Liceo Artistico Emanuele Luzzati di Chiavari ed è articolata su 3 sezioni: illustrazione e grafica, pittura e fotografia. Gli elaborati a tema libero potranno avere una misura massima di 50 x 70 cm e minima di 20 x 30. La consegna degli stessi dovrà avvenire entro il 31 marzo 2019 al Liceo Artistico Luzzati. La partecipazione è gratuita, la premiazione avverrà l'11 maggio prossimi. Ulteriori informazioni sul sito www.mosaicochiavari.org.
E torna a Sestri Levante la rassegna Pane e Olio. Da sabato 1 a domenica 9 dicembre la città ospita mostre mercato, laboratori, corsi di cucina, enogastronomia e tantissime iniziative, tutte dedicate all'oro giallo di Liguria. Il debutto sarà sabato alle 9 con il mercatino Non Solo Olio a cura della cooperativa Olivicoltori Sestresi. Alle 11 la rievocazione storica di pesca alla Sciabica nello spazio di mare antistante la Baia delle Favole, in collaborazione con l'associazione pescatori Balin. In serata la tradizionale cena inaugurale, i sapori dell'olio, con protagonista assoluto l'olio extravergine di oliva del territorio. La manifestazione proseguirà poi domenica e nel fine settimana successivo con la collaborazione delle associazioni di categoria CIA e Coldiretti. E adesso nella nostra scheda gli appuntamenti in agenda per domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 28 novembre. Alle 9 nel Palazzo degli Uffici Giudiziari dell'Agenzia delle Entrate a Genova verrà inaugurata la mostra Osservare il passato, costruire il futuro, catasto e pubblicità immobiliare ieri e oggi. Come ogni mercoledì è aperto alle visite il Museo Diocesano di Arte Sacra. Le opere esposte saranno visitabili dalle 10 alle 12 al primo piano della Curia Vescovile in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Nuova lezione dell'Accademia Culturale di Rapallo. Alle 16 nei locali di Villa Queirolo Giorgio Caralis tratterà il tema Decadenza della polis e nascita del Regno Macedone. Il codice Sigma 042 Codex Purpureus Rossanensis sarà il tema della lezione di storia di Pierpaolo Fuiano nell'ambito dei corsi di cultura di Chiavari. Appuntamento alle 16 nella Sala Livellara di Via del Pino. Giornata dedicata ai bimbi al Centro Famiglia Tiguglio in Via della Cittadella a Chiavari. Dalle 17 alle 18 incontro con l'atelierista Enrica Bruno sull'argomento Land Art Indoor. L'accesso è gratuito previa iscrizione. Nella sede della Società di Lettura e Conversazioni Scientifiche a Palazzo Ducale a Genova alle 17:15 si svolgerà il convegno Guai ai poveri, la faccia triste dell'America, promosso dalla Fondazione San Marcellino e dall'Università di Genova. Siamo alla pagina dello sport con la vela. La prima manche del campionato invernale di vela del Tiguglio va in archivio tra la soddisfazione degli organizzatori e dei partecipanti. Disputate 6 gare su 6, buono il livello agonistico dei partecipanti che si danno appuntamento adesso al 2019. Le prime regate della seconda manche si disputeranno sabato 26 e domenica 27 gennaio. Vediamo. Con le 3 prove disputate nel fine settimana a Lavagna va in archivio la prima manche del campionato invernale di vela del Tiguglio, un primo bilancio lusinghiero con 40 barche iscritte e 6 prove complessive disputate, una in più rispetto alla scorsa stagione. Nella classe ORC 1 e 2 ad imporsi capitani coraggiosi di Federico Felcini e Guido Santoro, vittoria sul filo di lana con un punto di vantaggio su Che Stress 3 di Giancarlo Ghislanzoni, al quale non basta il successo nella seconda prova per mantenere la vetta. Terzo posto per Amélie di Profumo Claverino Besio, mentre vanno segnalati 2 successi a firma di Sprint of Nerina di Marco Caglieris. Nella classe ORC 3 e 5 prosegue la serrata sfida a 3 che vede prevalere Freelance di Federico Bianchi per un solo punto su Impertinente di Adelio Frizione ed Aria di Burrasca di Franco Salmoiraghi. Nel weekend, per la cronaca, si sono registrate 2 vittorie per Salmoiraghi ed una per Bianchi. Lampante dimostrazione di superiorità nella classe J80 per Geniale Eurosystem di Massimo Rava. In classe libera vincono Rewind di Luciana Bevilacqua nel gruppo 0, Mr. Crab di Roberto Diana nel gruppo A e Falco di Adelaide Giromella nel gruppo B. Siamo riusciti a fare 3 prove con un'area da nord, quindi una cosa bella, perché poi con le aree da nord si riesce a mettere giù un campo molto tecnico. I concorrenti sono, direi, la stragrande maggioranza contenti, quindi possiamo concludere dicendo che anche quest'anno la prima manche è andata non bene ma benissimo. Ecco, adesso l'appuntamento, quindi per la seconda manche diamo 2 date. Allora, la seconda manche inizierà il 26 e il 27 di gennaio e poi andiamo al 10 e 11 febbraio. E con la vela si conclude questa edizione di Tiguglio Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con il buongiorno di Teleradio Pace insieme a Marco Revello e poi alle 12:45 la prima edizione del TG13. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.